Tutto pronto per la settima corsa, premio Adonis Dacia, confronto per 4 anni a reclamare, 2000 metri, corsa con Frankie Junior favorito, in maniera anche abbastanza netta, 1,70 la sua quota. Antonio Di Nardo in salchi, l'alternativa Francis Dance insieme a Phenomenal Key, sono loro due i più attesi dopo il chiaro favorito. Macchina che inizia a muoversi, all'1 Final Action B, Antonio Greppi, 2 Frida Pax Maurizio Cheli, 3 Face to Face SBF Filippo Monti, 4 Frankie Junior Antonio Di Nardo, 5 Phenomenal Key Giuseppe Zito, 6 Francis Dance Roberto Vecchione, 7 Fillo Lenni Enrico Stefani, 8 Foglia d'Oro Dark Francesco Virzì, 10 Furia Light Carmine Piscoglio, 11 Falco Stella Sandro Capenti, 12 FBI B Riccardo Pezzatini. Macchina inizia a prendere velocità, problemi in fase di allineamento per Francis Dance che sbaglia. Sono partiti con veloce Frankie Junior che prende la testa nei confronti di Final Action B, di fuori c'è Frankie Junior, di fuori c'è Phenomenal Key che va a chiedere strada a Frankie Junior, punta in avanti, viene fuori un bello strappo iniziale con Phenomenal che insiste all'attacco di Frankie Junior, sopravanza, Frankie Junior mantiene la figura all'interno, Phenomenal che cerca almeno posto in seconda posizione alla corda, cerca però di infilarsi lì Final Action B e ci riesce. Così i primi 400 se ne sono andati in 29, con al comando Frankie Junior, di fuori Phenomenal Key, in corda Final Action B, poi Frida Pax, quindi Fillo Lenni, mentre l'avanzata in mezzo alla pista è quella di FBI B che cerca di risalire. Dopo 700 metri di corsa si porta a lato di Phenomenal Key, lo scavalca e va allo scoperto. 1 minuto e 7 decimi per i primi 800 di gara, con al comando Frankie Junior che guida nei confronti di Final Action B, di fuori FBI B con in scia Phenomenal Key, alla corda sempre Frida Pax. Terza pariglia per Face to Face SBF, si muove dall'ultima posizione Falco Stella, chilometro in 1,16,5, per ora Frankie Junior ha potuto riprendere in mano dopo lo strappo iniziale. 1200 in 1,32,4, avanza Falco Stella in terza ruota, arriva al lato di FBI B, tanto Frankie Junior continua in vantaggio su Final Action B, poi Frida Pax, sulla curva di destra non cambia nulla, Frankie Junior che fa in 15,6 la piegata ed è in vantaggio nei confronti di Final Action B, poi Frida Pax cerca di venire in mezzo alla pista Face to Face SBF, allunga il battistrada, retta opposta alle tribune in 14,8, 2,28 per il miglio di corsa, con in vantaggio Frankie Junior che perde la camminata, sbaglia, lascia così al comando Final Action B. A largo Face to Face SBF in corda Frida Pax, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo è in chiara evidenza Final Action B nei confronti di Face to Face SBF. Final Action B che spazia a piacimento, vince di quanto vuole al secondo Face to Face SBF, al terzo posto finisce Furia Light. 1,16,6 il doppio chilometro di Final Action B che replica il recente successo ottenuto a Treviso. Facile alla meta Final Action B, Antonio Greppi per il training di Gennaro Casillo, i colori del signor Cristian Venturelli, la vittoria del figlio di Man of Many Mission che da secondo in corda sfrutta l'errore di Frankie Junior per isolarsi, vincere di quanto vuole al secondo è Face to Face SBF, al terzo Furia Light.